CETAF. Fu la società di equitazione nuorese. Nacque diversi anni fa, affiliata alla federazione nel 1997 e raggiunse i vertici del panorama isolano. Noto il trionfo dell'amazzone Anna Maoddi nel concorso svoltosi nel Salotto Sardo, nel quale la nuorese Va bene. giunse al primo posto in entrambe le prove di B2. Presidente della società fu Franco Unida. La CETAF ottenne per Siamo 5 fianco alla anni la piscina, gestione praticamente. dell'impianto di Farcana dall'ente provinciale del turismo, deciso a trasformare questa struttura in un importante bacino di utenza per gli appassionati dello sport equestre, agevolati anche dalla particolare collocazione nelle pendici del Monte Ortobene. Farcana diventò il paradiso del cavallo. Il CETAF trasformò il campo di calcio in un'attrezzata struttura equestre. I cavalli per rilanciare il Monte Ortobene, per rendere ancora più appetibile turisticamente il paradiso verde che domina la città. Il centro di equitazione di montagna era immerso tra i lecci secolari di Farcana, accanto alla piscina e ai campi di tennis e calcetto. Uno spazio enorme che era diviso in un rettangolo per l'addestramento, un tondino per la domatura, un campo prova e una vasta area per il defaticamento dei cavalli dopo il lavoro. Tutto era ricavato di fronte a una struttura prefabbricata in legno, in cui si trovavano i confortevoli box che ospitavano una quindicina di cavalli. All'ex galoppatoio un altro disastro è stato consumato dai vandali. L'interno dei locali del complesso dislocato in fondo a quello che una volta funzionava come campo ippico, dove alcuni decenni fa si sono esibiti gli olimpionici fratelli d'Inzeo, è stato letteralmente distrutto. Atena?